giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare sospesi su d'un'altra picello una cosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Voglio fare come l'altro gente, questi sono e resteranno per sempre. Penso che è stupendo restare a lui, abbracciati e punti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. La nostra vita Io vorrei spendere soltanto due parole per elogiare questo progetto che è definitivamente immenso. Si sente? Alzatemelo! Guarda, con tutti questi cabarettisti là dietro c'è un contagio allucinante. Io vorrei veramente facessimo ancora un grande applauso a loro e a tutti quelli che verranno. Ai Sosta Chitarra, che sono belli come il sole. Però vorrei spendere due parole perché di parole ne verranno dette tante. Certe volte forse magari basta poco, però credo che in questa vita se non si aiuta il nostro
vicino di banco, evidentemente questo passare diventa un pochino inutile, per cui credo che la loro opera è definitivamente immensa. A loro io indirizzerei un grandissimo applauso. Io vorrei dedicare a loro, che si sono preoccupati anche degli altri, di quelli un pochino meno fortunati, questa canzone che parla di libertà, perché come dice lui, basta una latitudine, una longitudine e ci si ritrova sul passaporto un altro nomino anziché Roma, e quindi a volte può essere devastante geograficamente parlando, per cui basta uno tsunami e ti saluto. Perciò è così importante darci una mano. Loro hanno iniziato, voi continuate e stiamo a posto. La canzone si chiama Il cielo. Quante volte ho guardato al cielo, al mio destino è cielo e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ho bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà. Conquistano il cielo per le nuove nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle. E quando violenza sotto un cielo, un altro figlio nasce e non lo puoi disperare, non soli, l'unica forza tutto ciò che hai, ma che uomo sei se non hai il cielo. Il cielo. Il cielo. Grazie.
L'altro ieri allo stadio di Civitavecchia ed era fondamentale per te questa sera essere qui. E credo che è di insegnamento a tutti noi, quando si ha un'esigenza, quando si ha la volontà di fare qualcosa per gli altri. Io ti ringrazio dal profondo del mio cuore e dal profondo del cuore di tutti i bambini. Grazie Daniele. Io credo che quando si è fortunati e non si condivide questa fortuna con gli altri, io credo che sia il peggiore dei crimini. Quindi quello che stiamo facendo, quello che stanno facendo, quello che farete voi vi porterà sicuramente molto lontani. Grazie.